ritrovato questa mattina a 8 metri di profondità il corpo senza vita del giovane straniero che ieri pomeriggio si era gettato nel Brenta per scappare alla polizia. Gli amici del 23enne tunisino arrivati sul luogo del ritrovamento hanno lanciato accuse pesantissime nei confronti dei poliziotti. La questura, nessun riscontro. Coppia di escursionisti travolta da una valanga che si è staccata nel pomeriggio dal Nuvolao a Cortina. Il soccorso alpino ha salvato entrambi, la donna grave in ospedale. Riforma Cartabia, a rischio ci sono diversi processi, soprattutto per furti, non più procedibili d'ufficio. L'appello della Procura di Treviso alle presunte vittime, farsi avanti. Prezzo del carburante alle stelle, la preoccupazione dei piccoli autotrasportatori. Saremo costretti ad alzare i nostri tariffari per le aziende, serve un tetto al prezzo. Via libera della Regione, i cittadini dei 12 comuni del Vicentino in area arancione potranno effettuare gli esami per stabilire il dosaggio dei FAS nel sangue. Tragico schianto a San Donà di Piave, sopporto psicologico dell'Utile 4 per familiari delle vittime e amici che si trovavano nell'auto. Domani i funerali di Alessandro, venerdì quelli di Maria Chiara, l'appello dei genitori della ventenne ai giovani. Appartamento in fiamme a Negrardi, Valpolicella, 2 cani restano intrappolati e rischiano di soffocare, gli animali salvati e rianimati con l'ossigeno dai vigili del fuoco. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con un'ampia pagina di cronaca, a partire con quanto è successo ieri a Padova con un giovane straniero che si è gettato nelle acque del Brenta per scappare alla polizia. Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita del giovane a 8 metri di profondità. Aveva 23 anni, si chiamava Oussama Ben Rabah, un figlio nato da pochi mesi, era arrivato a Padova dalla Francia poco tempo fa. È lui il giovane straniero morto nelle gelide acque del Brenta a Ponte Vigo d'Arzare, dove si era tuffato per sfuggire ad un controllo della polizia. Il suo corpo è stato avvistato questa mattina intorno alle 10:45 a 8 metri di profondità dai sommozzatori dei vigili del fuoco che da ieri sera lo stavano cercando. Il 23enne ieri pomeriggio era in compagnia di 3 connazionali, stava camminando in via Querini lungo l'argine del Brenta quando all'improvviso hanno visto una volante della polizia. 2 di loro sono scappati subito mentre Oussama e un altro amico sono stati bloccati. Dopo essersi divincolato, aggredendo e ferendo un agente, è corso verso il fiume e si è gettato in acqua per fuggire, ma non è più riemerso. Immediatamente sono scattate le ricerche con l'intera zona sorvegliata fino a questa mattina quando il corpo senza vita è stato ritrovato in profondità. Non è chiaro perché stesse scappando. La moglie, disperata, questa mattina si è precipitata sul luogo del ritrovamento del cadavere del marito. Non parla italiano e le uniche dichiarazioni le affida alla cognata. Secondo lei perché aveva paura della polizia? Perché ha visto che la gente scappa, anche lui è scappato, secondo me così, perché per dire che lui spaccia non lo so, io non posso dire, non posso mettere le mani sul fuoco, tipo dire di sì, perché è arrivato da poco, non parla neanche una parola di italiano. E tipo sta sempre a casa perché ha il piccolo asmatico, tipo sta con lui sempre. Secondo la donna il giovane sapeva nuotare, non si spiega come mai possa essere annegato. La questura attende comunque l'esito del riscontro delle impronte digitali prima di confermare l'identità del 23enne tunisino che quando è stato bloccato non aveva i documenti. Nel frattempo continuano le ricerche degli altri 3 amici fuggiti. Gli amici del 23enne morto annegato per scappare ai controlli questa mattina, li avete visti, sono arrivati sul luogo del ritrovamento e hanno lanciato accuse pesantissime nei confronti dei poliziotti. Ieri sera ti hanno fatto anche una videochiamata, cosa è successo? Sì, in cui loro lo stavano picchiando. Chi lo stava picchiando? Alla polizia. Ma lui ti ha fatto una videochiamata? I ragazzi hanno fatto videochiamate e si vedeva che loro l'avevano messo in ginocchio e lo stavano picchiando. E ora abbiamo perso un amico. Assia è un'amica di Oussama Ben Rabah. Ieri sera, negli attimi concitati in cui il 23enne tunisino veniva bloccato dai poliziotti, ha ricevuto una videochiamata da parte di un altro conoscente, uno dei ragazzi che era lì sull'argine che le mostrava quanto stava accadendo. La ragazza dice di aver visto gli agenti picchiare il 23enne. Era una brava persona e non meritava questa fine. Nessuno la merita e non è giusto. E non è il primo e non sarà l'ultimo.
E secondo te perché stavano scappando Perché dalla aveva polizia? paura, perché la polizia quando li ferma li picchia sempre. Quindi lui per paura è scappato. Accuse pesanti quelle mosse da Assia nei confronti dei poliziotti. La questura di Padova in una nota ufficiale smentisce la violenza e afferma che al momento le dichiarazioni della giovane non trovano alcun riscontro. Ad ogni buon conto, ogni approfondimento investigativo sulla vicenda sarà valutato dall'autorità giudiziaria, conclude la nota della questura. Ci sarebbero anche dei testimoni estranei ai fatti non appartenenti alla polizia che potrebbero confermare la dinamica. Questa mattina molti amici di Oussama Ben Rabah si sono precipitati sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita del 23enne morto annegato nel fiume Brenta. La disperazione della moglie è sorretta dalla comunità tunisina, il dolore degli amici che osservano il recupero della salma. Il 23enne tunisino, padre di un bimbo piccolo, era arrivato a Padova da poco, pare facesse qualche lavoretto in nero per mantenere la famiglia. E adesso ci spostiamo, andiamo nel Bellunese perché nel pomeriggio si è staccata una valanga dal nuvolau, travolgendo 2 persone poi tratte in salvo. Ci aggiorna in diretta la nostra Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Buonasera Francesca, hai detto bene, nel pomeriggio attorno alle 16 una valanga si è staccata sotto il rifugio Nuvolau, siamo a 2500 metri di quota nella zona tra Ragusela e il Nuvolau nelle Dolomiti d'Ampezzo. A dare l'allarme è stato uno dei 2 escursionisti, cioè il compagno della donna che è rimasto semisepolto nella neve e ha perso di vista la sua donna che invece è rimasta ricoperta da 2 metri di neve. Lui ha dato tempestivamente l'allarme e nella zona sono arrivati immediatamente i soccorritori che hanno recuperato in breve tempo la donna, le hanno prestato le prime cure del caso, l'hanno caricata a bordo dell'elicottero del suo di Pieve di Cadore e trasferita d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Per il recupero invece dell'uomo, del suo compagno, si è reso necessario l'intervento dell'elicottero dell'aiuto Alpin Dolomites di Bolzano. In zona, oltre alle equip sanitarie, hanno operato, come vi dicevo, gli uomini del soccorso alpino e il personale della Guardia di Finanza di Cortina d'Ampezzo che è arrivato e ha operato in zona anche con una unità cinofila. C'è da dire, Francesca, che il bollettino dell'ARPAV Neve Valanghe per la giornata di oggi segnalava un pericolo valanghe marcato di grado 3 su una scala di 4, ecco, lo state vedendo in questo momento, e che le medesime condizioni di rischio vengono indicate e segnalate fino a tutta la giornata di sabato prossimo, perché è nevicato in questi giorni, ma la neve sono state nevicate molto deboli e le temperature non hanno consentito di compattare il manto nevoso, per cui il soccorso alpino sta sconsigliando da giorni le escursioni e sta invitando gli sci alpinisti a rimandare, a rinviare le proprie uscite, perché basta veramente poco, basta il passaggio, si tratta di neve che si è appoggiata su dei lastroni, neve che con il vento e il passaggio degli sciatori chiaramente può essere mossa e può finire a valle, come è accaduto oggi. L'appello e l'invito a tutti che rivolge il soccorso alpino di prestare la massima attenzione, di rinunciare, perché la rinuncia non è mai una sconfitta. Non conosciamo in questo momento le generalità dei 2 escursionisti, ancora non sono state rese note le generalità né la provincia di provenienza di questi escursionisti, e chiaramente ci stiamo lavorando e contiamo di potervi dare maggiori informazioni nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Francesca. Grazie davvero Tiziana per questi importanti aggiornamenti e anche per questo appello di prestare massima attenzione quando si va in montagna, soprattutto in questo periodo. Insomma, lo avete visto, il bollettino è facilmente consultabile e dà tutte le indicazioni utili per affrontare la montagna, lo diciamo spesso Tiziana, in massima sicurezza. Grazie davvero a Tiziana Bolognani, buon lavoro, se ci sono novità chiedici la linea. Grazie ancora Tiziana. Andiamo a Mestre con un corteo, una fiaccolata contro il
crimine e il degrado che imperversano è quanto deciso in serata dalla rete di associazioni cittadine che chiedono al prefetto inoltre la creazione di una sorta di squadra anticrimine interforze. Un corteo, una fiaccolata per chiedere maggiore sicurezza, o meglio la sicurezza che non c'è a Mestre di notte come di giorno. Manifestazioni che dovrebbero tenersi prima di Carnevale, ovvero entro il 4 febbraio. Così la rete di associazioni cittadine, più di una ventina, stanche della recrudescenza di raid, furti, spaccate con tombino, dello spaccio di droga, insomma di un degrado culminato l'altro giorno con un ignoto cecchino che ha sparato pallini contro l'auto del legale Mestrino, rappresentante di Altobello in cammino, da sempre in prima linea contro la criminalità cittadina. Tra le richieste da inoltrare al prefetto, che a sua volta si chiede le inoltri a Regione e Governo, più presidi fissi interforze per le 4 municipalità della terraferma e facenti parte di una vera e propria squadra anticrimine. Visto che la zona è ampia, ma non così ampia, sarebbe meglio, perché è evidente che un presidio fisso rischierebbe di far spostare la zona dello spaccio da un'altra parte. E poi evidente c'era oggetto di alcune petizioni era anche il controllo appiedato, insomma una riorganizzazione del controllo del territorio, perché è evidente che il territorio ormai, soprattutto questa zona, è abbandonato e nell'abbandono è aumentato il degrado. Ma non basta. Con il rinforzo del pattugliamento a piedi già presente lungo via Piave in centro città, ma assente in zone come via Bissuole e via San Marco, divenuto oramai da tempo bersaglio di ladri e banditi, si chiedono interventi mirati per il decoro della città a partire dalla sua rigenerazione urbana. C'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza provinciale, ma di potenziare l'attenzione per questa zona, questo è sicuro. Riforma Cartabia, sono inevitabili le ripercussioni anche sulla giustizia trevigiana. A rischio ci sono diversi processi, soprattutto per furti non più procedibili d'ufficio. Arriva dunque l'appello della Procura alle presunte vittime ed è quella di farsi avanti. Quasi tutte le ipotesi di furto sono diventati perseguibili a querela, e dove la querela non era stata presentata e non verrà presentata entro i 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, i processi saranno chiusi con sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela. Quindi un primo effetto sarà questo, che ha un carattere, diciamo così, deflattivo, cioè di riduzione del numero dei casi che andranno a processo. Il capo procuratore di Treviso fa riferimento ai furti, ma sono diversi i reati per cui d'ora in poi non si procederà più d'ufficio, quindi anche in assenza di querela della presunta vittima. È il caso delle lesioni personali, della violazione di domicilio, di truffa, appropriazione indebita, frode informatica, pure il sequestro di persona non aggravato. Anche la giustizia trevigiana quindi dovrà fare i conti con gli effetti della riforma Cartabia, difficile quantificare, ora come ora, il se e il quanto in termini di mancati processi. Sicuramente c'è un numero, ma non siamo in grado di fare una statistica in questo momento, anche perché il termine per proporre querela è di 3 mesi dall'entrata in vigore della riforma. Il dibattito è aperto, per alcuni PM si tratta di uno tsunami che mette a repentaglio una giustizia effettiva, per altri di un falso problema, si vota al realismo, lo stesso Martani. I casi erano 2, o si diminuisce il numero dei reati che vanno a processo, o si aumentano in maniera importante le risorse a disposizione della giustizia. Siccome in questo momento di risorse ce n'è poche, era quella di ridurre il numero dei reati da perseguire, era una scelta a mio parere obbligata. Martani, che da un lato sospende ogni giudizio complessivo sulla riforma, dall'altro accoglie con soddisfazione le misure emendative promosse dal ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio per rendere più graduale l'impatto delle nuove disposizioni. In ogni caso dovranno essere le presunte vittime a farsi avanti. Non ci saranno avvertimenti caso per caso, perché proprio questo è uno degli emendamenti che dice che il termine per le persone offese decorre dall'entrata in vigore della legge. Sono rimessi in termini dall'entrata in vigore della legge e non da una comunicazione che devono ricevere ad opera degli uffici giudiziari. Prezzo del carburante alle stelle, preoccupazione degli autotrasportatori che avanzano una proposta al governo. Se siamo riusciti a mettere un prezzo
a calmierare un prezzo del gas, a mettere un prezzo massimo sul gas. Perché non lo facciamo anche col gasolio? Le accise sono queste da quasi 5 anni. Allora non diamo la colpa alle accise, diamo la colpa al costo industriale. Il costo industriale non lo fanno di certo i distributori. Una sorta di price cap del carburante per fermare gli aumenti è la proposta degli autotrasportatori di Confartigianato Treviso. Dopo la pandemia il prezzo del gasolio è aumentato esponenzialmente al di là dell'andamento del greggio. Inutile dunque puntare il dito contro le accise, continua Danilo Vendrame. A proposito di accise, al momento il governo non è intenzionato a metterci mano. Nella bozza del decreto in discussione in Consiglio dei Ministri si punta piuttosto a contrastare eventuali speculazioni. La novità più importante è l'obbligo per i gestori di esporre al fianco del prezzo alla pompa anche quello medio nazionale. Una misura che secondo Vendrame potrebbe penalizzare il nostro territorio, dove l'elevata presenza di pompe bianche determina, spiega, una sana concorrenza. Mettendo di fianco il prezzo nazionale, che è molto di più, noi nel nord-est in teoria andremo peggio. Va a finire che si appiattisse il prezzo sulla media nazionale. Contro questo provvedimento si scagliano anche i gestori e carburanti Treviso, con Moreno Parina, che parla di un'ulteriore incombenza e di un duro attacco del governo nei loro confronti. Intanto gli autotrasportatori, quelli con mezzi superiori ai 75 quintali, attendono quanto promesso dal ministro Salvini in occasione dell'assemblea di Confartigianato. Noi avremo un ristorno delle accise, quindi in teoria per gli automezzi, quelli più grandi, questa cosa non dovrebbe essere sulle tasche dei trasportatori più grandi. Esclusi dall'agevolazione furgoni e autotrasportatori più piccoli, il 90% dei mezzi matricolati in provincia di Treviso. Per loro la situazione si fa sempre più pesante, con una conseguenza già tracciata. Va tutto sul cliente finale, aumenterà un altro giro, aumenterà tutto, anche perché dopo quando si comincerà a aumentare tutti saranno invogliati a fare un altro giro di aumenti. Invece di calare l'inflazione avremo un'inflazione molto più alta per tutti quanti. Il 2023 sarà un anno molto difficile. A Mestre, per il congresso provinciale della CGIL, il segretario generale Maurizio Landini critica la politica del governo Meloni, rimette le accise sulla benzina, dice, e non abbassa le tasse a lavoratori e pensionati. Vedo un anno difficile per chi lavora, perché abbiamo alle spalle non solo la pandemia ma la guerra, che ha determinato un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone. Il futuro non è roseo per il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a Mestre per il congresso metropolitano del sindacato veneziano. Molti non arrivano alla fine del mese, nel lavoro la precarietà è altissima e il governo non pare intenzionato ad affrontare temi basilari, come quella riforma fiscale che, unita ad un serio contrasto all'evasione, aumenterebbe salari e potere d'acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati in un periodo di drammatici rincari. La benzina sta aumentando perché il governo ha deciso di non proseguire col provvedimento che aveva preso sulle accise. E ha scelto di fare la marchetta elettorale della flat tax, ha scelto di fare la marchetta elettorale dei condoni e quindi ha spostato le risorse che servivano a tutelare il reddito delle persone da un'altra parte. C'è poi il dato tragico delle morti sul lavoro. Nel 2022, secondo l'INAIL, sono state 1404, 4 al giorno, 135 solo in Veneto, secondo in Italia in questa drammatica classifica. C'è anche un problema che riguarda la cultura del fare impresa e per affrontare questo tema bisogna intervenire sul sistema degli appalti, perché buona parte degli infortuni avvengono proprio anche per lavoratori che sono in appalto, che sono precari. I rincari di luce e gas sono dovuti alla guerra, Landini dice basta con l'aumento delle spese militari, ma soprattutto alla speculazione. Al governo però non mancherebbero gli strumenti per affrontare la crisi. Investire sulle energie rinnovabili, il che vuol dire costruire le filiere produttive perché così i pannelli solari e le pale eoliche non le compriamo dalla Cina ma siamo capaci di farle noi, e avere un'autonomia e una sovranità energetica significa anche essere un paese che può dire la sua sul piano delle politiche industriali e sul piano della costruzione di un'Europa che abbia questa dimensione. FAS nel sangue. In Veneto sarà possibile effettuare volontariamente gli esami per i residenti dei 12 comuni della zona arancione a tariffa calmierata.
I residenti dei 12 comuni dell'area arancione, la maggioranza dei quali nella provincia vicentina, potranno effettuare volontariamente il dosaggio dei PFAS nel sangue. Il provvedimento è stato adottato dalla Regione per rispondere all'esigenza che parte della popolazione residente in questi comuni ha più volte espresso, ma anche ad una rivalutazione del rischio correlata all'uso dell'acqua da pozzo. L'area arancione corrisponde all'area interessata dalla contaminazione da PFAS delle acque sotterranee, ma che ha ricevuto acqua non contaminata attraverso gli acquedotti. Per i cittadini residenti in quest'area ci sarà la possibilità di effettuare la determinazione dei dosaggi ematici di PFAS al laboratorio autorizzato di ARPAV in regime di compartecipazione della spesa ad una tariffa calmierata. Questa misura garantirà l'accesso al sistema sanitario proprio per ridurre i costi di verifiche e analisi. In più occasioni avevamo chiesto ufficialmente questa possibilità appunto anche per il nostro comune e quindi da oggi presto appunto i cittadini potranno effettuare queste analisi e verificare la presenza o meno di FAS nel sangue. Serve a tranquillizzare ulteriormente i nostri concittadini e dare loro la possibilità di fare questo screening. Laddove gli esiti dei dosaggi effettuati dai cittadini rilevino valori sierici di PFAS superiori ai limiti di riferimento, gli interessati potranno effettuare gratuitamente gli esami ematochimici previsti dalle disposizioni. Per coloro che dovessero presentare valori significativi di bioaccumulo di PFAS ed esami ematochimici con valori alterati, potranno eseguire gratuitamente attraverso il medico di medicina generale il programma di presa in carico sanitaria. La tragedia stradale di San Donà di Piave, l'ULSS 4 ha messo a disposizione ai familiari delle vittime e agli amici sopravvissuti allo schianto un supporto psicologico. Domani intanto i funerali di Alessandro Polato, venerdì quelli di Maria Chiara Guida. Tenetevi strette le persone che amate. Quello di Mattia Lanzarini è un appello lanciato nel dolore di momenti impensabili, momenti che lui e la sua Maria Chiara non avevano certo progettato. Nonostante la giovanissima età, i due guardavano al futuro, un futuro cancellato dallo schianto di domenica sera. Ed ora il fidanzato della ventenne è chiamato, come tutta la comunità, all'addio. Per San Donà di Piave un doppio, lancinante addio. Se i funerali di Alessandro Polato saranno celebrati domattina alle 10 nella chiesa di San Pio X, quelli di Maria Chiara Guida sono stati fissati per il giorno dopo, venerdì alle 15 in Duomo. Maria Chiara era una ragazza semplice, un vulcano di emozioni, era parte integrante della nostra famiglia, dicono oggi affranti papà, mamma, fratello e nonni. Così come sorridevamo insieme in famiglia, adesso la piangeremo in famiglia. E anche da loro arriva un accorato appello a tutti, soprattutto ai giovani. Quando si conduce un'auto, una moto o un veicolo in generale, è come se si avesse un'arma in mano che può causare danni irreparabili e stravolgere le vite di tante persone, come è successo in questo caso. 2 vittime, 5 famiglie distrutte. Ragazzi, siate prudenti. Fiamme in un appartamento, i vigili del fuoco salvano 2 cani che erano rimasti intrappolati dentro ed erano a terra agonizzanti per le esalazioni. È successo stamani in una casa di Negrara di Valpolicella nel Veronese. Le fiamme hanno interessato il locale cucina di un immobile al primo piano di un piccolo stabile. Giunti sul posto da Verona con 2 mezzi e 6 uomini, i vigili del fuoco sono entrati nell'immobile da un balcone per spegnere le fiamme. I proprietari non erano in casa, mentre i 2 cani, a causa del fumo e del calore sprigionato, avevano perso i sensi. I pompieri li hanno portati all'esterno, li vedete nelle foto in queste immagini, e utilizzando una bombola di ossigeno li hanno rianimati. Entrambi gli animali sono stati salvati e trasportati in una clinica veterinaria per le cure. Al via i lavori per il primo stralcio dell'Avvento, la pista ciclabile di oltre 680 km che collegherà Venezia a Torino, una nuova infrastruttura nell'area del Delta del Po. Con la posa simbolica della prima pietra si è dato avvio a Loreo, in provincia di Rovigo, al primo lotto funzionale della ciclovia Vento che collegherà Venezia a Torino. Un primo stralcio per ora che andrà da Loreo a Chioggia, in provincia di Venezia.
Si tratta di una delle 5 ciclovie che attraversano il territorio veneto e ritenute strategiche a livello nazionale. Abbiamo le condizioni oggi per poter creare un territorio vasto, qual è il Delta del Po, con un ambiente strepitoso, naturale strepitoso, qual è il turista non solo italiano ma anche internazionale che sta cercando. Un'opera che richiederà 360 giorni di lavoro e che sarà un biglietto da visita da presentare ai turisti per l'area del Delta del Po. Questo è un territorio bellissimo e l'unico modo per poterlo assaporare è girarlo in bicicletta a bordo di un battello, e poi se si riesce anche a mangiare bene e a dormire comodi è la cosa più bella che si possa mettere insieme. Quindi insomma contiamo che con questi investimenti infrastrutturali riusciamo a dare anche un nuovo slancio. Presentata inoltre un'altra infrastruttura, il nuovo ponte Rantin lungo l'idrovia Po-Brondolo, che vede Infrastrutture Venete quale stazione appaltante, un'opera del valore di 5.300.000 euro, un ponte innovativo da tempo richiesto dai cittadini. È una tecnologia che è già in uso in parecchi paesi del nord Europa e anche negli Stati Uniti. In Italia effettivamente è una delle prime esperienze che abbiamo. La soluzione, oltre che l'aspetto estetico, paesaggistico, è anche legata al fatto che è più leggero e quindi utilizza meno acciaio di ottime qualità. 425 giorni il tempo di realizzazione del ponte. Noi puntiamo e speriamo di arrivare all'anno di calendario, nel senso che i 425 giorni sono i giorni che sono stati decretati per quanto riguarda l'appalto. Noi puntiamo e ci auguriamo che l'impresa lavori veramente, prima ho fatto la battuta, lavoriamo di notte, però speriamo che veramente l'impresa in un anno di tempo realizzi l'opera. È tutto, siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni meteo, buon proseguimento di serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Benvenuti al meteo. Alta pressione sempre ben salda sul nostro territorio con tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 12 gennaio. Sul Veneto ci attende una bella giornata di sole, con qualche nebbia la mattina ma presto in dissolvimento. A seguire cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature con andamento irregolare, minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso, vedete, avremo un ampio soleggiamento. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà soleggiato con cielo generalmente sereno o velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 9-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.